Anche quest'anno è stato realizzato il premio San Giuseppe, rappresenta ormai una tradizione per questa scuola ed è un premio che gli artigiani del territorio offrono ai ragazzi della scuola, ma al di là del premio, che ha anche un valore monetario, eccetera, quello che importa di questa manifestazione è il legame profondo che questa scuola, gli insegnanti, i ragazzi di questa scuola riescono a instaurare con il mondo dell'artigianato. Il lavoro geniale per il quale siamo famosi nel mondo è preservare questa tradizione che è tipicamente italiana e tipicamente del nostro territorio. Le classi terze sono reduci dal Quirinale perché abbiamo vinto il primo premio in un concorso che è stato dal Ministero della Pubblica Istruzione e siamo stati premiati al Quirinale a Roma e non è stato una cosa da poco, perché voglio dire, noi siamo una scuoletta di paese di campagna, eccetera, abbiamo sbagliato la concorrenza di scuole delle più prestigiose, cioè sentire il Quirinale in casa di Napolitano, il primo premio, la scuola media di Casaleone, vi assicuro, io che sono un preside non di primo pelo, anche brivido mi è venuto e anche a tutti loro. Ciao a tutti, allora direi di cominciare con questa giornata, con questa premiazione. Cosa aggiungere dopo una presentazione così bella, grazie al preside, una presentazione così bella, poi ha centrato un po' tutte le caratteristiche degli artigiani, anche le difficoltà e anche le aspettative. Però io vorrei adesso, intanto salutiamo Vittorino Cenci, arriverà il sindaco dopo, preside lo ringrazio, poi anche gli insegnanti, tutti i protagonisti e anche voi che siete i protagonisti oggi di questa giornata, voi giovani, voi della terza media e se non ho capito male, voi della seconda che l'anno prossimo farete questo concorso, perché ci sarà anche l'anno prossimo. Io vorrei farvi ragionare adesso, però questo è il simbolo dell'artigiano, l'artigiano che crea dei lavori che poi restano. Io vorrei farvi ragionare oggi su un'altra cosa, vedere l'artigiano da un altro punto di vista. Di solito l'artigiano si vede quello con la tuta sporca perché fa il meccanico, oppure con la tuta da lavoro pieno di polvere, con le mani callose. Vediamo sempre l'artigiano dall'esterno. Per noi l'artigiano è quella persona che ieri, che fa 10 ore di lavoro, viene a casa stanca. Però c'è un altro modo di vedere l'artigiano, che è quell'artigiano che è dentro ognuno di noi, quell'artigiano che crea le cose. Allora, per farvi vedere questo, per immettervi in questa realtà diversa, vorrei leggervi una storiella. Uno scultore stava lavorando col suo martello e il suo scarpello un grande blocco di marmo. Un ragazzino che passava, leccando un gelato, si fermò davanti alla porta spalancata del laboratorio. Il ragazzino fissò affascinato la pioggia di polvere bianca, di schegge di marmo, piccole e grandi, che gli cadevano a destra e a sinistra. Non aveva idea di ciò che stava accadendo. Quell'uomo che picchiava come un forsennando la grande pietra gli sembrava un po' strano. Qualche settimana dopo, il ragazzino ripassò davanti allo studio e con sua grande sorpresa vide un grande e possente leone al posto dove prima c'era il blocco di marmo. Entusiasta, il bambino corse dallo scultore e gli disse: «Come hai fatto a sapere che c'era un leone nella pietra?» Il pittore: «La tua vita è come un blocco di pietra, di marmo bianco. Tocca a te scolpirla e farla diventare un capolavoro. E anche se a qualcuno può sembrare solo un inutile blocco di pietra, non lasciarti condizionare. Dentro di te c'è un leone». Ecco, per cui questa è quello che ognuno di noi deve portare dentro, deve vedere che dentro ognuno di noi ci sono delle possibilità grandi, non lasciarsi condizionare e cercare di tirar fuori quello che dentro di noi c'è. Per cui tutta l'arte, tutta la bellezza che abbiamo dentro non avete paura di tirarla fuori, in qualsiasi campo. Negli anni precedenti abbiamo cercato di farvi conoscere alcune arti
dall'intagliatore allo scultore al pittore. Ecco, quest'anno vorremmo farvi vedere due professioni, no? Abbiamo un artigiano e un pittore, che il pittore vi farà vedere come, pur non essendo il suo primo lavoro, lui è riuscito a mantenere quella voglia di bello che ha dentro. Ennio Gaspari è un pittore figurativo, queste sono alcune delle sue opere. Lui ha vinto alcuni concorsi di pittura, ha fatto esposizioni in tutta Italia, ma penso che adesso si presenterà lui e dirà qualcosa di lui. Bene, allora sono Ennio Gaspari, sono abito a San Giovanni di Portotto, in provincia di Verona, e come diceva Francesco, io non faccio come prima professione il pittore. Vorrei che fosse la prima professione, però si sa che bisogna anche mantenere una famiglia e al giorno d'oggi l'arte non rende quanto dovrebbe, insomma, perché ci sono dei grandissimi valenti pittori che purtroppo veramente fanno la fame, insomma, non riescono a campare. Ecco, comunque il mio percorso professionale, il percorso tradizionale per il elettrotecnico, sono entrato in un'industria metalmeccanica, mi piaceva la vendita, sono entrato nel compartimento delle vendite e alla fine attualmente sono responsabile commerciale Italia per questa azienda, è un'azienda di medie dimensioni che esporta in tutto il mondo e che lavora molto per l'Italia. È una professione la mia che è comunque intessuta di rapporti interpersonali, perché la vendita si basa sui rapporti interpersonali. Ecco. E diciamo che secondo me, come vedo io la cosa, l'arte è anch'essa intessuta di rapporti interpersonali, che è la cosa più importante, perché io posso trasmettere qualcosa agli altri attraverso il segno pittorico, attraverso anche le mie professioni di vendita, di relazione con i clienti. Per quel che riguarda la pittura, io l'ho sempre avuta molto forte e presente dentro di me, fino a quando ero piccolo. Ecco, mi ricordo che alle elementari ho vinto un concorso così veronese, perché sentivo che dovevo, a quel tempo copiavo i fumetti della Walt Disney, facevo dei paesaggi molto anche banali, perché non avendo una preparazione tecnica sviluppavo un po' quello che sentivo. Ecco, però questi piccoli apprezzamenti che ottenevo quando facevo i lavori mi riempivano e mi caricavano. Ecco, poi la vita mi ha portato a fare esperienze appunto di lavoro diverse, soprattutto la famiglia, però questo di cercare di esprimere anche attraverso un segno pittorico quello che sento mi è sempre rimasto dentro, e sempre era lì e non riusciva ad esplodere, fino a un certo punto che i figli cominciavano un attimino ad essere, non dico autonomi, ma quasi, la moglie aveva spinto, mi sono buttato e ho cominciato come una pittrice professionale una professionista, a fare un po' di scuola di pittura vera e propria, quindi la teoria del colore, la prospettiva, le velature, tutte le tecniche di pittura, eccetera. E ho fatto le prime mostre, ecco, con discreto insomma successo per quello che poteva essere. La prima mostra personale che ho fatto a San Giovanni del Pardotto ero veramente agitatissimo, ma alla fine sentendo un po' le varie critiche e anche il risultato della mostra, insomma, ho detto che forse è meglio che insomma, continui un po' su questa strada. Bissoli Gaetano. Settanta 76 anni. Ecco. Lui è uno degli ultimi artigiani, non so quanti ce ne sono, come dicevo prima, che fa i decori su pelle. Ma lui vi spiegherà adesso come sono nati e come... Poi vi farà anche una dimostrazione, portiamo il tavolo qua avanti, vi spiegherà gli attrezzi, e se qualcuno di voi vuol venire a vedere com'è, e magari anche possiamo fargli riprovare? Certo. Sì. Se qualcuno vuole anche provare, qui lui è disponibile. Buongiorno a tutti, sono Gaetano, come sentito. Parlava di decorazione su pelle, però io vorrei precisare, la decorazione su pelle è solo stato un fatto commerciale che è venuto fuori quando che negli anni 70 è venuto il boom della pelle sui mobili. La vera realtà di questo lavoro è la stampa a caldo, che è partita ancora
nel Medioevo con i manuensi nei vari monasteri quando facevano i funaboli, che facevano le miniature, eccetera, no? A quel tempo usavano sempre questi attrezzi, no? Sono attrezzi incisi su un metallo, una volta lo facevano in bronzo, dopo il bronzo era troppo tenera, quando cadeva si rovinava, allora adesso lo fanno su ottone. Questi li usavano, mettevano, se volevano, l'attrezzo su quello che dovevano stampare, no, così, mettevano una patina ricavata con il bianco dell'uovo, no? Che quello era già mordente, poi ci spallavano sopra una polverina dorata e con questo caldo lo imprimevano, poi tiravano via la polverina calda e rimaneva la scritta. Negli anni 50, nel 1950, c'è stato il grande boom. I giapponesi hanno inventato una specie di nastro. Deve avere una temperatura che va dai 100 ai 120 gradi, perché se è inferiore non sta calore, se è superiore brucia tutto. Il sistema è sempre quello vecchio, sempre il sistema vecchio, quel dito là. Togli. Questo è un pulsone ad angolo. Sia un po' rosso. Chi è che vuole provare qua? Bene, adesso prima delle premiazioni vorrei fare qualche ringraziamento a chi ci ha aiutato a realizzare questa giornata. Allora, la scuola media intanto che si è resa disponibile in maniera eccezionale, con il suo contributo, con la segreteria, un po' con tutti quanti, il consiglio d'istituto che abbiamo qua, Presidente, grazie. Ecco, poi la famiglia dell'artigiano Forestigino, che è quella che contribuisce alla borsa di studio, quella che praticamente elargisce la borsa di studio, per cui un ringraziamento speciale. L'amministrazione comunale, la Proloco Carpanea, Cerea Banca che ci dà una mano, Assicurazione Franzini, che è da qualche parte, che qua che fa anche il video,
Ottica Vicinato, che quest'anno ci ha aiutato per degli omaggi che poi troverete nelle classi, la BIC, quella che fa le penne, perché negli omaggi troverete anche delle penne, DN Foto, che verrà poi a fare un servizio fotografico quando ci sono le premiazioni, e poi un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale che si spende e ci aiuta sempre. Poi abbiamo qua il sindaco, ci dirà qualcosa. Il ringraziamento a Vittorino Cenci, che è un assessore regionale, forse non assessore, un consigliere, però con delega alla cultura, con delega alla cultura e all'istruzione, per cui abbiamo una personalità anche della regione. Poi vorrei ringraziare i componenti della giuria, cioè quelli che hanno giudicato le vostre opere, molto competenti, ci siamo provati, seri, qualcuno anche un po' tosto, ma insomma hanno fatto bene il loro lavoro, per cui Tiziano Renzetti, Cristina Fazioni, Antonella Cagalli, Nicoletta Tosco e Nicola Mainardi. Se dovete picchiare qualcuno sapete chi adesso. Ecco. Poi ricordo che il premio consiste in un libretto di 250 euro che il vincitore si presenterà con il documento che noi gli rilasciamo, si presenterà a Cerea Banca, agenzia di Casaleone, quella davanti alla chiesa per capirci, consegnando questo gli verrà dato un libretto al deposito, un deposito con 250 euro. Facciamo questo perché? Perché non diamo i soldi in mano? Perché? Perché è giusto che il vincitore parli, siccome che lui non li può togliere nel libretto, deve parlare con i genitori, in modo che se il genitore è contento li tira fuori, se no li lascia lì fin quando avrà 18 anni. Perché? Perché così parlerà con i genitori e decideranno insieme cosa fare di questi soldi. Ecco, questo è il motivo per cui diamo il libretto, non diamo i soldi in mano. Ecco, poi un piccolo contributo che noi daremo alla scuola per le spese che poi la scuola ne ha sempre bisogno. Siamo proprio la premiazione vera e propria, se non c'è qualcos'altro, sì. Allora chiamerei su Jean-Pierre. E chiamerei su anche Franzini e Filippo. Poi io leggerò le motivazioni e Pier Filippo farà la premiazione. Un giorno mi arrivò una comunicazione. Dovevo fare parte di una giuria per valutare il lavoro di alcuni artigiani. Io fui chiamato a svolgere la mia osservazione presso la bottega del signor Corrado. Ricordo bene il giorno del mio arrivo. La bottega era accogliente, profumava di colla e di legno. Il signor Corrado, sul suo bancone, aveva posto in ordine tutti gli antichi attrezzi, martelli, scoppelli, pialette, scorpi e un moderno computer. Lo guardai stupita. Il signor Corrado si accorse della mia presenza e sorridendo mi disse: carissima signorina, lei deve sapere che un po' bisogna adattarsi ai cambiamenti, anche nel mio lavoro. Io costruisco ancora con le mie mani. I miei attrezzi sono soprattutto quelli che vede sul balcone, ma vede, io poi quello che creo lo voglio far conoscere a un vasto pubblico e il computer è uno strumento che mi permette di mostrare il mio prodotto e di far conoscere tecniche e strumenti per realizzarlo. Ho imparato ad usare il computer bene, soprattutto in quelle funzioni utili al mio lavoro. Bravo, signor Corrado. Ho già in mente la motivazione che presenterò alla giuria per premiare il suo impegno nella trasmissione ai giovani degli antichi saperi. La motivazione che in quel momento balenò nella mia mente fu: il signor Corrado ha saputo coniugare saperi antichi con nuove frontiere della creatività. Ha saputo comunicare l'attività dei maestri anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione. Ha saputo offrire ai giovani la sua esperienza ad opportunità di impiego.
Volete sapere come andò a finire? Il signor Corrado vinse il primo premio. Questo è andato molto bene. Motivazione del premio. Per aver coniugato tradizione ed innovazione. Zampieri Alice. Io sono una ragazza che viene dal Marocco. Mi sono trasferita in Italia all'età di 6 anni ed ho ancora nel cuore i lavori di nonno Mohammed, artigiano della ceramica. Lo voglio ricordare con questa poesia che ho scritto in arabo e che poi ho tradotto in dialetto veronese. I colori degli oggetti che faceva mio nonno e la sua passione sono ancora vivi in me. E il butin che piaceva i colori, Mohammed, te saresti il primo dei 3 butini tutti felici e birichini, col sole negli occhi, la sabbia nei piedi, ti andavi alla cava perché il pan ti dovevi portare ai tuoi padrini. Mastro lì e ti ha insegnato d'argilla a lavorare, un piatto a formare, un vaso a creare, un tagine a elaborare con l'esperienza e tanta pazienza. Te rubai il colore del sole, il ciaro all'acqua e il fresco dell'erba bagnata da squazza, e il color moro alla terra. E così tutte le tue pitture e diventa vita per ogni tua creatura. Motivazione per la semplicità ed il gusto poetico. Vince l'Anfasi Archia. Adesso chiediamo al sindaco di dire qualcosa. Intanto grazie dell'invito graditissimo ricevuto. Essere qua è una gioia come ogni anno, perché una borsa di studio del genere è importante a Casaleone, grazie all'impegno delle associazioni, a tutte le persone che hanno collaborato anche nella stesura e nel lavoro sui temi fatti dai ragazzi, la collaborazione con la scuola e l'impegno di tutti, questi sono i risultati. Credo che non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti, cioè lanciare questo messaggio ai nostri ragazzi è fondamentale, perché poter tutelare la nostra storia, la nostra cultura è fondamentale per poter costruire il nostro futuro, e credo che questo messaggio che dà questa borsa di studio credo che sia bellissimo in questo senso. E leggevo in questi giorni una statistica, e ho anche qua l'amico Vittorino che me lo potrà confermare, che nel Veneto sono stati creati ultimamente 25.000 posti di lavoro, ma che vengono dal mondo dell'artigianato. Dunque, a differenza di altri settori, il mondo dell'artigianato è ancora un mondo dell'artigianato importante anche per lo sviluppo del nostro territorio. Dunque ragazzi, prendete al volo l'insegnamento che c'è dal messaggio che arriva oggi, e condivido in pieno quello che diceva l'amico artigiano prima: fate veramente con amore quello che desiderate fare, perché se riuscite a fare questo avrete il futuro aperto davanti a voi. Terminerà la prossima missione. Ecco. Allora, adesso io leggo io questa. È un po' di dialetto, vediamo se ci riesco, ma deve essere buono. Menono è un marrangote novara, che nella lingua antica è la pianta della nosa. È un vero artigiano. Professione ormai rara, e lavorando il legno l'ha fatto una vita dignitosa. Ma non la scumiziata che le era un buterito. I gran insegnare mestiere, arte e devozione. E adesso, che gli sono io ormai agepito,
fare il legno e ha ancora tanta passione. Mio nonno è uno che col legno e sa far tutto, careghi, tavolini, camere da letto, e riconosce il legno bello da quel brutto, ma è tratta ogni zocca col suo dovuto rispetto. Mio nonno l'ha intagliato con estro di scultore, l'ha fatto diventarsi meglio di un pittore, l'ha stupato usi dettagli, la sagoma cornise e gli ha dato nuova vita a mobili di valore. Mio nonno fa uso del tempo straordinario, gli piace stare con la gente, magari far fracasso, e anche l'ha perso 3D in un macchinario, e anche se l'ha perso 3D in un macchinario, le ancora gli suonare la tromba e il contrabbasso. Mio nonno, artista di natura, mio nonno, artigiano di professione, mio nonno, pozzo di cultura, mio nonno, un vecchio malamone. Del premio per l'amore della tradizione artigianale vince Mattia Tisano. Grazie per l'invito ed è sempre un piacere arrivare a questi incontri. Ciao a tutti, vedo dei padri giovani e spesso e volentieri sentiamo per televisione parlare solo male dei giovani. Credo che quanto ho detto prima il preside, cioè portare a casa un premio a livello nazionale, vedere oggi questi elaborati e per cui l'impegno di tutti i giovani, credo a me fa molto male sentire per televisione, solo per televisione, perché se poi giri per le scuole trovi tantissimi ragazzi molto bravi. Credo che questo a volte fa molto male. Fa male perché creiamo un'immagine di questi giovani completamente sbagliata. In questi giovani abbiamo sentito anche in quest'ultima poesia, ho sentito un applauso molto caloroso, ma soprattutto in quella precedente, di una ragazza che arriva dal Marocco e che ha ancora in mente la propria cultura. Credo che questi siano momenti importantissimi, ognuno vive la propria storia, la propria cultura in maniera molto profonda e credo che questo va conservato. Vedete, voi state scegliendo che percorso formativo fare, perché chi è in terza l'anno prossimo dovrà scegliere. Prima diceva il sindaco, e mi associo a lui, a ringraziamenti a tutti gli interessati a questa stupenda manifestazione, a questo premio, che sarà poco, però credo che sia un premio molto importante invece per chi lo riceve e per chi partecipa, perché partecipare si partecipa sempre e crea anche quella mentalità che quando c'è una competizione uno vince e qualcuno perde, e questo fa sì che le persone possano anche poi crescere. Credo che voi state facendo, dicevo, una scelta importante per la vita. A livello regionale noi abbiamo molti dati sulla formazione, sull'istruzione. Una cosa importante ve la devo dire subito. In un momento difficile come questo, essere preparati, pronti, per cui avere una cultura, uno studio, un approfondimento molto importante è sicuramente la scelta vincente, perché se ci sono pochi posti di lavoro, secondo voi, uno che deve assumere qualcuno, prende uno che non sa niente o uno che ha una certa formazione? Credo che questo è un messaggio importante. Ci sono dei treni che ogni tanto passano, bisogna salirci sopra, bisogna salirci con cultura, con preparazione e avendo quello spirito di adattamento che il mondo del lavoro richiede oltre alla scuola e alla formazione. La formazione professionale del Veneto dà dei risultati enormi. Adesso vi dico solo che chi esce dal mondo professionale, per cui che riguarda essenzialmente tutto il mondo artigianale, eccetera, eccetera,
trova posti di lavoro nel giro di 2 o 3 anni per il 70-80%, mentre chi va all'università magari incontra qualche difficoltà in più. Ma questo non vuol dire non andare, perché se uno ha delle doti, come diceva qualcuno prima, bisogna tirarle fuori queste doti. Si va all'università, si studia, poi c'è chi magari non ha queste capacità e fa una scelta professionale, e non è meno importante questo. Credo che ognuno debba tirare fuori il massimo da se stesso. Questo è il messaggio importante. Cioè la scuola è un momento di formazione, c'è chi fa alcune scelte, l'importante è dare il massimo che uno può dare per affrontare un mondo del lavoro sempre più difficile, che è un mondo complesso, che comunque chiede sempre maggior preparazione. Chi meglio della scuola vi può dare questo. Per cui a voi chiedo veramente un plauso ai vostri insegnanti che vi portano a questo. Adesso abbiamo un'altra menzione, l'ultima, prima di arrivare alla proclamazione del vincitore. Per cui adesso Gianpietro da bravo legge. Geppetto l'artigiano più famoso, un burattino vivace e birichino, un giorno ha costruito Pinocchio. Salta Pinocchio con un ranocchio, per gioco strizza il suo occhio, salta di qua, salta di là, il suo affetto ti dà. Grazie. Per la simpatia creativa vince El Ashnawi Amina. Grazie all'associazione anche quest'anno riusciamo a portare avanti questa bella iniziativa. Volevo solo dire 2 cose. Questi giorni qua ho fatto pulizia a casa e ho trovato in un cassetto un tesserino che era come quello dell'ASL, praticamente quello dove è riportato il codice fiscale, i nostri dati, dove c'era un disegno, un chiodo e un martello, e sotto c'era scritto: non appendere al muro i tuoi sogni. Io vorrei che tutti voi ragazzi possiate nella vostra vita realizzare i vostri sogni. Il sogno è qualcosa che si realizza con sacrificio, con impegno. Il mondo dell'artigianato, diciamo, è qualcosa che aiuta a realizzare i propri sogni, perché permette di essere soli, di pensare, di realizzare, di modificare, di strutturare e di amare, come diceva prima il nostro amico Bissoli, di amare quello che state facendo e che state creando. Ecco, io non ho altri messaggi da rilasciarvi, sono contento di questa iniziativa e vorrei leggere quello che è il componimento del vincitore. È in rima. Partecipare al concorso mi rende felice, ma per questo tema ho sudato le 7 camicie. Degli artigiani vi devo parlare e all'inizio pensavo di farmi aiutare. Ho 3 sorelle, loro sapranno darmi un consiglio, e invece è stato come rincorrere il bianco coniglio. I tempi della scuola sono lontani, mi dispiace, non so niente sugli artigiani, prova a cercare su Wikipedia, ma non ho avuto grande aiuto dai mass media.
Così, davanti a un pezzo di legno, ho cercato di azionare il mio ingegno. Un artigiano crea degli oggetti, ma di certo non possono essere perfetti. Se per lavorare si usano le mani, sbagliare è possibile. Siamo umani. Tavoli, sedie, armadi, maniglie, una testa, due mani e si creano delle meraviglie. Questo lavoro richiede tempo e passione, ma anche una certa immaginazione. Il falegname aveva in mente un progetto per realizzare il tavolo perfetto. Lavorare in legno non è l'unica arte. Penso alle donne e immagino le sarte, ago, filo e stoffa rosa per fare un bellissimo abito da sposa. Cucito su misura per la signora stessa, che al matrimonio si sentirà una principessa. Tanta fantasia possiede il vetraio e a notte fonda si sveglia il fornaio. Questi artigiani sono sempre in movimento, meriterebbero la medaglia d'argento o anche d'oro, ne vale la pena. Il lavoro fisico fa venire il mal di schiena. Per tanto tempo ancora vorrei parlare, ma in rima è difficile pensare, per cui questo racconto concludo e di vincere non mi illudo. Ma sappiate che se dovessi avere il primo posto, siccome mi ritengo un tipo tosto, la cena ho pensato di regalare alle sorelle che non mi hanno voluto aiutare. Struttura poetica corretta, esposizione brillante che abbraccia tutto il mondo dell'artigianato. Vincitore Blandonisio Valerio. Le saluti finali da fare. Io chiamerei intanto per ringraziare le professoresse che hanno istruito i ragazzi, se vogliono salire. Manca qualcuna, mi sembra. Viene come sostituta? Poi prenderei su a loro vogliamo fare un regalo ai due nostri artigiani. A Bissoli regaliamo un libro di Dino Coltro che è l'Alzana e il santuario. Adesso voi non lo sapete, ma questo signore qua, oltre a fare il decoratore, scrive poesie, no? Racconti in dialetto, ha vinto parecchi premi, un libro di dialetto che fa la poesia. Mentre a Ennio noi viviamo un pezzo della nostra storia, che è un viaggio tra le tradizioni della pianura veronese, mantovana e romana. Per cui